A Farra di Soligo, non lontano dalla piazza, ci sono due cipressi. Sono stati piantati in ricordo di due anime, due guerrieri longobardi, che proprio lì sotto sono stati sepolti e che qualche volta, si dice, parlino ai vivi. La leggenda li descrive mentre sgattaiolano fuori dalle loro tombe e corrono tra le vigne, per urlare ai vivi, vivi come voi, che sono esistiti e che un pezzetto di paese appartiene a loro. Negli anni 20-25, subito dopo la prima guerra mondiale, quando hanno rifatto i vigneti con la fillossera famosa eccetera, e ora scavando a mano hanno trovato queste qua integre, così, 1, 2 e 3 e la lancia, che logicamente loro si sono un po' disinteressati, periodo di guerra così, qua medioevo, pensavano fosse una cosa relativamente recente, insomma, sì, sempre dopo il 1000. Se non che quando io ho fatto i vigneti nel 70-75, non ricordo, 72 forse, abbiamo trovato scavatori, purtroppo io ero via quel giorno e loro hanno detto, quando sono arrivato ho trovato per terra appunto delle spade contorte, un po' così. Immediatamente mi è venuto in mente i cipressi impiantati da mio nonno proprio per questi due guerrieri trovati sotto, e così dico, abbiamo buttate giù, è stato più trovato. Comunque le abbiamo trovate 5 spade contorte dalla cosa meccanica e soprattutto questo umbone molto molto bello perché che corredava sto umbone sono 5 borchie di rame rivestite con una lamina d'oro, molto bello. E allora ho cercato di espertizzare, sapere cos'era sta roba, di che epoca, di cosa, e da Udine, da Cividale, mi hanno mandato proprio un esperto e sono state datate del primo periodo, della prima calata longobarda, quindi questi reperti risalgono alla prima calata longobarda qua in Italia, e la Farra ne testimonia, il nome Farra ne testimonia proprio anche la logica di questo insediamento, le farre, le famiglie, sì, i gruppi familiari che si militarizzavano, sì, ecco, esatto, che si spostavano così sempre a fare con R solo sarebbe. E quindi è stato molto emozionante quando ho fatto espertizzare tutto. E questo dopo a un certo punto è venuta la sovrintendenza archeologica e ha detto, queste le prendiamo via noi, le portiamo via noi. E dico io, ma guardi, a me non ha nessun interesse economico, però state trovate a Farra, Longobardo, mi parrebbe giusto che le cose restassero proprio qua, che facessero col nucleo della popolazione, facesse così. E invece niente da fare, le hanno portate e chissà dove sono adesso queste cose.